Stai soffrendo da dolori persistenti nella zona del collo, con grandi tensioni muscolari anche ai trapezi e alle spalle. Magari stai soffrendo da senso di sbandamento, hai paura ad andare in giro perché hai paura che questi sintomi vadano alle stelle, non sai cosa fare. Quindi giorno dopo giorno questi sintomi stanno aggravandosi, magari con delle emicrania e magari con dell'ansia molto alta. Hai cercato le soluzioni nelle terapie convenzionali come fisioterapia, agopuntura, anche alternative, ma non hai risolto, magari anche addirittura allo psicologo. Ecco, se sei qui probabilmente è perché stai cercando una soluzione, voglio spiegarti due principali cause di questi sintomi e in base alle cause darti le terapie che stanno funzionando e che stanno funzionando perché io e il mio team stiamo veramente aiutando differenti persone a ritornare a stare bene. Io chi sono? Veneziano Alessio, sono dottore in fisioterapia, mi sono specializzato nella cura dei dolori persistenti nociplastici, ovvero dolori o sintomi che sono causati da un sistema nervoso ipersensibile. In questo video ti faccio un overview, una panoramica del perché si va in ipersensibilità e in particolare se è il collo, la cervicale che crea questi sintomi oppure c'è qualcos'altro. Andiamo quindi al dunque. Le principali due tipologie di problemi in queste zone del corpo sono due, o problematiche strutturali, quindi date dal tuo collo, quindi da come il tuo collo nella parte dei nervi e della zona, insomma, eh, locale, organica dei tuoi nervi, se sono danneggiati, possono creare queste situazioni. Se non sono danneggiati, la problematica principale è il sistema nervoso che è andato in ipersensibilità. Vediamo un attimo di entrare in un'una o in un'altra, diciamo, via. La prima via, quella che penso e spero tu ti sia fatto escludere da vari diagnosi mediche, è quella dei danneggiamenti ai nervi. I danneggiamenti ai nervi possono creare queste sintomatologie di non solo tensione, ma proprio di problematiche di equilibrio. Se ci sono delle problematiche di equilibrio, senso di sbandamento, ecco che lì bisogna capire se il tuo sistema neurologico è intatto, se è ok. Appunto, queste problematiche possono arrivare da incidenti stradali, incidenti sportivi, oppure magari da vari urti o cadute o traumi particolari strutturali al corpo. La maggior parte non avviene in questo modo. La maggior parte delle persone che noi vediamo non arriva, con delle diagnosi di problematiche di danneggiamento ai nervi. Se hai queste problematiche di danneggiamento ai nervi, il collo può essere, anzi è il primo indagato. Quindi quando vai a muovere il collo a sinistra o a destra, in un particolare movimento i sintomi aumentano repentinamente e quando riporti in situazione neutra il collo, i sintomi vanno giù. Un'altra cosa che voglio dirti è che se soffri di danneggiamento ai nervi c'è un graduale miglioramento dei sintomi, ma nella maggior parte dei nostri pazienti, clienti, i miglioramenti non ci sono, anzi vanno a sempre ad aggravarsi. Questo ci fa capire che il problema è ulteriore, soprattutto perché sappiamo che c'è stata un'esclusione di una problematica di danneggiamento. Questo ti consiglio, anzi se non l'hai già fatto, di fare queste diagnosi attraverso un neurologo, un oculista, eh, per andarti a quindi capire se c'è veramente qualcosa di organico che non va bene. Nella maggior parte non è così, è tutto ok nella parte organica del collo. Infatti il problema è il sistema nervoso centrale. Il nostro cervello dà questi input al nostro corpo, eh, diciamo in una maniera non coordinata.
ovvero che il nostro collo e il nostro cervello non stanno comunicando bene, quindi questi segnali che arrivano al cervello non sono interpretati bene e quindi si crea tutta una serie di problematiche come quelle dei sintomi che ti ho detto. La principale problematica qui è che la persona soffre molto di ansia e di stress, stress che viene represso, somatizzato nel corpo attraverso delle microcontrazioni, microinfiammazioni e questo è il risultato. La paura del movimento è anche una problematica, arrivata magari dopo questi sintomi, perché ovviamente se vai a fare la spesa e ti girano gli occhi e la testa, improvvisamente capisco che non è facile fare tutte le cose basilari che in una giornata bisogna fare. I fattori però qui sono quelli psicologici e sociali. In altre parole, il nostro sistema emotivo ha creato queste sintomatologie. Magari c'è stato un trauma all'inizio che poi si è andato ad aggravare con il senso di ansia e di stress. Esempio, hai subito un incidente stradale, grande colpo di frusta e da lì i sintomi non sono diminuiti, ma anzi sono aumentati. Quindi c'è stato un trauma fisico, ma i tuoi nervi sono ok, ma il tuo sistema emotivo è rimasto in una modalità di freeze, in un altro in gergo si dice freeze, ovvero di congelamento. Il tuo corpo è rimasto congelato nella paura, nell'ansia. Quindi cosa fare in una o due delle due soluzioni, delle due vie? Se ci sono dei danneggiamenti ai nervi, c'è la fisioterapia che aiuta molto, il rinforzo muscolare di varie parti del nostro collo, una terapia, diciamo, vestibolare, quella quindi di coordinamento della parte del collo con gli occhi, quella aiuta molto, ma se soffri di dolori, diciamo di questo tipo, ma non ci sono stati dei danneggiamenti ai nervi, la parte di fisioterapia e la parte di terapia vestibolare di coordinazione potrebbe aiutare, ma non risolve nella maggior parte delle volte il problema, perché non andiamo a targetizzare lo stress e l'ansia e la parte emotiva. Quindi la fisioterapia può aiutare, sì, farla, non dico non farla, ma se l'hai già fatta e non ti dà i risultati che vuoi, c'è tutta quella parte di stress, di ansia che bisogna prendere in considerazione. Quindi, in altre parole, non è che ti stai inventando il problema, è che il tuo cervello è in una modalità di allerta continua e questa allerta continua va ad alimentare questi sintomi. Quindi sei entrata in un circolo vizioso di ansia, paura, sintomo. E quindi dopo tutto questo, ovviamente, hai paura di muoverti. Bisogna uscire da questo ciclo, quindi capendo che il tuo corpo è ok, che i tuoi nervi sono ok, ma che è il tuo sistema nervoso centrale che è andato in ipersensibilità. Quindi bisogna lavorare molto sull'ansia, sulla paura e gradualmente fare degli esercizi che ti portano grande calma dentro il corpo, esercizi che io spiego tutti i giorni ai miei pazienti di respirazione, di movimento graduale, quindi lo so che potreste aver paura di andare a fare la spesa e quindi eviti il problema non andando, quindi ritornare a fare questi movimenti andando fuori, magari invece di fare 1 chilometro si fanno 20 metri, ritorni a casa e il giorno dopo, 2 giorni dopo, fare 30-40 metri. C'è una gradualità in tutto ciò, ma tutto deve arrivare da una grande fiducia che tu puoi guarire. Se fino ad oggi non hai avuto i risultati è perché hai evitato il problema, che è il problema dell'ansia, dello stress. Lo so che non è facile ammettere proprio a se stesso che il problema è come noi processiamo le nostre emozioni,
perché tutti vogliamo evitare il lavoro emotivo. Io stesso, sofferto da dolori cervicali da più di 5 anni, ho sempre evitato quella parte lì, anzi non lo sapevo neanche fosse il problema. Andavo quindi di fisioterapia, di tecar, di osteopatia, per capire, diciamo che il problema poi alla fine era emotivo. Se andiamo a lavorare sull'emotività, ovviamente c'è un rilassamento dei muscoli, un miglioramento della postura, un miglioramento del sonno. Questo ovviamente arriva di conseguenza, ma se lavoriamo direttamente sul collo, cercando di manipolarlo, di massaggiarlo, stiamo evitando il problema, veramente, alla radice. Quindi sono due le soluzioni. O vai su una terapia strumentale e fisica, che però è fatta per coloro che hanno un problema di danneggiamento ai nervi, un problema strutturale, e per la maggior parte delle altre persone che non hanno questi danneggiamenti, andare su una terapia mind body, ovvero mirata non solo al corpo, ma soprattutto alla mente. Questo è quello che posso dirti. Le terapie in questi casi sono diverse. Quelle che noi usiamo sono la Pain and Reprocessing Therapy, quindi capire che la meditazione è il processo delle emozioni attraverso anche la scrittura o il movimento fisico graduale è importante. Poi c'è tutta la parte di psicoterapia che noi usiamo, la Brain Recursive Working Therapy, ovvero ci sono dei processi all'interno del nostro corpo che vengono alimentati semplicemente da un pensiero. Questo pensiero fa scattare una reazione chimica e fisica dentro il corpo e crea tensione. Ecco che tutte le fobie, se tu ci pensi, sono alimentate da un pensiero e da una reazione fisica. Esempio, se hai una fobia dei ragni, appena vedi un ragno, inconsciamente il tuo corpo va direttamente in contrazione. Ecco che questo si può modificare, questo è un programma che c'è all'interno di noi, si può modificare attraverso questa particolare terapia, Brain Recursive Working Therapy. Ora, non ti dico che devi andare a lavorare su tutte le tue fobie, ma ci sono dei particolari trigger, noi chiamiamo, che alimentano questo senso di ansia cronica. Magari ci sono stati degli eventi in famiglia, dei lutti, magari delle questioni, dei conflitti, non solo familiari, ma anche interiori. Eh, Infatti, se vai a vedere molte delle problematiche fisiche, croniche, iniziano da un periodo di grande stress. E questo periodo di grande stress ha creato un sistema nervoso che è andato nel volume alto, è rimasto nel volume alto sta cercando in tutti i modi di ritornare in modalità bilanciata. Ecco perché probabilmente ti senti molto stanca o stanco la mattina, perché questo sistema nervoso usa molta energia dentro e la nostra ansia e il nostro stress consuma molta energia e può essere a livello conscio e può essere a livello inconscio. Soprattutto lo vedi attraverso il sonno. Questo, se stai dormendo bene, ti svegli la mattina rilassato, energico, vuol dire che il tuo sistema nervoso molto probabilmente è bilanciato. Se invece questo sistema nervoso è completamente sbilanciato e nelle persone che soffrono di dolori cronici questo è il caso, ti senti già stanco. Quindi nel mio canale trovi differenti esercizi, meditazioni che ti possono dare una mano a fare il primo passo. Ti ricordo che c'è l'educazione e poi l'esercizio. E ovviamente fare le cose che oggi non fai più per paura e ritornare a fare una camminata, ritornare a fare dello sport. Lo so che potresti aver paura dei sintomi, ma se hai capito che il tuo problema non è di danneggiamento ai nervi o muscoli, non c'è nulla che puoi rompere. E attraverso quindi un processo graduale di reintegrazione nella vita normale di tutti i giorni ti dà i risultati nel lungo termine. Non avere fretta, ci vuole del tempo,
ma nel mio canale trovi una marea di materiale gratuito e se poi deciderai di fare uno step successivo, nel link in descrizione trovi tutti gli altri supporti che possiamo darti. Per adesso è tutto. Se ti è piaciuto e ti è stato di aiuto questo video, mettimi un mi piace, scrivimi un commento, iscriviti al canale perché ogni settimana esce uno o due video di questo genere. Grazie ancora e ci vediamo alla prossima. Ciao.